Scrigni di storia, arte e cultura, ma anche di specialità enogastronomiche, con la cinta muraria a fare da Trédignon. Sono 34 le città murate del Veneto, piccoli gioielli che sempre più stanno incuriosendo i turisti viaggiatori. Da qui l'idea di un passaporto in cui sigillare il passaggio in ognuna di queste, come spiega Claudio Argenton, presidente dell'Associazione Città Murate del Veneto, che dal 1997 le riunisce. È un progetto che nasce per fare rete tra noi, soprattutto tra le 34 città murate del Veneto. Il kit del viaggiatore si chiama Viaggio nel tempo. C'è una pochette corredata intanto di un fumetto dedicato ai più piccoli, perché attirando i più piccoli attiriamo anche tutta la famiglia, e contiene appunto un libretto a fumetti che illustra quelle che sono le peculiarità di ogni città murata, ma quello che secondo me è la parte più interessante è il passaporto del viaggiatore. È un libricino dove vengono illustrate appunto con QR le peculiarità di ogni città murate, e chi viene in ogni città riceve un timbro da parte dell'ufficio turistico o del municipio o di un ufficio dedicato. Alla fine, quando avrà completato il giro, riceverà, diciamo, un super premio, che può essere in maniera materiale un qualcosa del comune, oppure il diritto a partecipare a uno dei grandi eventi che le città murate fanno. Tra gli eventi la partita a scacchi di Marostico, il Palio dei 10 comuni a Montagnana, da Asolo a Bardolino, da Pieve di Cadore a Porto Gruaro. In ognuno dei 34 comuni il kit è a disposizione negli uffici turistici.